Oggi affrontiamo un caso di profonda ingiustizia, di mala giustizia. Abbiamo con noi un uomo che è stato condannato a 20 anni di carcere ingiustamente e per la privacy eviterò di dirvi il suo nome. E beh, ma guardi, può chiamarmi anche per cognome se vuole, sa. Va bene, allora, qual è il suo cognome, signor? Brusighin. Bene, signor Brusellini. Ci racconti il suo dramma. Lei, se non sbaglio, fa l'agricoltore. No, faccio il contadino. Vabbè, ma insomma, lasciamo stare le questioni linguistiche. Ci racconti la sua storia. Guardi, la mia storia è che io sono stato condannato a 20 anni di prison, di carcere, perché coltivavo il radicchio trevigiano. Ma com'è possibile? È possibile perché io ho scoperto una specie di incrocio di questo radicchio trevigiano. Incrocio. E da cosa è nato questo incrocio? È nato che un giorno c'era un ragazzo un po' strano, con i capelli lunghi, che scappava dalla polizia e passavo di là, io per caso mi ha dato un sacchetto con dei semi dentro e mi ha detto nascondili. E lei che ha fatto? E io, quando è stato l'ora della semina, che si semina, ecco, ho buttato questi semi assieme a quelli del radicchio trevigiano. E che cosa è successo mischiando? È successo che è nato un radicchio favoloso. Pensi che mia moglie questo radicchio fa tutti i piatti, fa perfino i dolci, anche i dolci. Sì. Quindi non solamente l'insalata. No. Pensi che una sera che io ero restato senza sigarette, ho provato a fumare uno di questi radicchi. E che effetto ha provato fumandolo? Una meraviglia, ridevo, cantavo, ero contento e pensi che tutti anche i ragazzi del vicinato erano tutti venuti lì perché volevano anche loro fumare questo radicchio trevigiano, insomma. Ma mi scusi, signor Brusellini, ma per questo l'hanno arrestata? Purtroppo sì. Ma lei è sicuro che questo che ha coltivato sia veramente radicchio trevigiano? Non scherza, radicchio trevigiano. Mi dica, scusi, ma che colore aveva questo radicchio? Il colore era un po' strano, era un colore verde e dopo aveva delle punte lunghe, 5 punte. Ma mi scusi, signor Brusellini, ma a lei non le pare un po' strano tutto questo? Guardi, forse lei anche ha un po' ragione, perché anche questi ragazzi che venivano lì lo chiamavano con un nome femminile. Ma e quale, scusi? Lo chiamavano Maria.